Abbiamo sottolineato come le esportazioni stiano fortemente aumentando, quindi questo è un dato molto positivo per la nostra imprenditoria. Dimostriamo come, nonostante la situazione mondiale e anche i problemi di finanza pubblica che noi abbiamo nel nostro Paese, le nostre imprese riescano appunto a fare questo miracolo di aumentare le esportazioni, che per noi vuol dire aumentare poi la ricchezza, aumentare anche quindi il benessere dei nostri cittadini. Abbiamo però anche messo in evidenza come non sia possibile solamente affidarsi al mondo delle imprese. Il 50% del PIL in Italia va a favore della pubblica amministrazione, quindi non deve essere competitiva solo l'impresa, deve essere fortemente competitivo anche il mondo della pubblica amministrazione. Allora abbiamo messo in evidenza la diversità di spesa pubblica che c'è fra il Veneto ed altre regioni italiane. Quindi il Veneto ha una spesa pubblica rispetto al PIL di solo circa il 33%, mentre invece altre regioni arrivano ad una spesa pubblica del 65%. Questo cosa vuol dire? Che la nostra spesa pubblica è mediamente più efficiente, più efficace. Abbiamo visto che se utilizzassimo i parametri del Veneto, che sono il numero di dipendenti ogni 1000 abitanti, costo medio dei dipendenti, costi fissi, avremmo in Italia un risparmio di circa 30 miliardi di euro. Quindi sarebbe essenziale seguire l'esempio del Veneto per poter migliorare la situazione della finanza pubblica in tutto il Paese. Se non facciamo questo, quello che noi abbiamo capito è che i problemi li abbiamo soprattutto con le imprese concorrenti di aree analogamente ricche dell'Europa comunitaria, perché il cosiddetto residuo fiscale, che è il regalo fiscale che ciascuno di noi fa, circa 4.000 euro pro capite al resto del Paese, è quello che fa sì che la nostra pubblica amministrazione costi di meno, ma costa troppo di meno rispetto ad altre regioni. Quindi noi regaliamo circa un terzo delle nostre tasse fuori regione, la Baviera regala solo un decimo delle sue tasse, fuori regione il 10%, molto di meno, quindi le imprese bavaresi fanno una concorrenza senza volerlo sleale alle nostre, per cui noi dobbiamo assolutamente arrivare a ridurre questo residuo fiscale, chiedere competenze allo Stato che ci spettano di diritto, perché questo è in base alla Costituzione, in base a tutte le norme attuative, in base anche a questo spirito di riforma e di federalismo di cui tanto si parla, quindi dobbiamo non solo andare verso un federalismo fiscale, ma anche un aumento di tutte quelle competenze che abbiamo diritto di avere in base alle norme costituzionali. Solo in questa maniera noi possiamo rendere più efficiente ancora il sistema della pubblica amministrazione in Italia e noi ridurre il residuo fiscale, perché non è un interesse solo del Veneto quello di ridurre il residuo fiscale e quindi di poter essere efficienti, ma è un interesse di tutto il Paese, perché se il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che sono quelle che aiutano di più il resto del Paese, hanno l'economia che va a rotoli, domani siamo compressi da troppe tasse, questo residuo fiscale, questo regalo fiscale troppo forte, alla fine andiamo in crisi anche noi e va in crisi tutta l'Italia. Le previsioni sono queste, che per quanto riguarda il mondo dell'impresa avremo ancora un aumento delle esportazioni e anche un aumento del saldo commerciale che viene dato dalle esportazioni meno le importazioni, ma lo avremo soprattutto con il resto del mondo, un po' meno con l'Europa comunitaria per questo problema del residuo fiscale. Per quanto riguarda la finanza pubblica, quindi il federalismo fiscale, su questo siamo in attesa di vedere anche le riforme che devono essere portate avanti a livello nazionale, però sicuramente a livello regionale quello che è necessario fare il prima possibile è chiedere il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni, in questo caso al Veneto, federalismo quindi differenziato sulla base della riforma del titolo quinto.